E adesso parliamo di Buongiorno Ceramica a Grottaglie, e quando andiamo a Grottaglie noi parliamo con la giornalista e l'assessore della Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo, Raffaella Capriglia. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno Annette, buongiorno ai nostri radioascoltatori e a tutti voi di Radio Cittadella. Grazie. Allora, 2 giornate alla scoperta della ceramica artistica e artigianale. Come al solito noi parliamo sempre, voi anzi a Grottaglie parlate sempre di tradizioni e di nuove sensibilità. Ci vuoi raccontare tutto, Raffaella? Sì, i prossimi 17 e 18 maggio, sabato e domenica prossimi, vi aspettiamo tutti a Grottaglie nel quartiere delle ceramiche per Buongiorno Ceramica. Questa edizione è un'edizione importante perché segna anche un momento di crescita di questa iniziativa nazionale che è promossa, lo ricordiamo, dall'AICC, l'Associazione Italiana Città della Ceramica, una rete di città della ceramica di cui fa parte anche Grottaglie a pieno titolo, che riunisce appunto le città che producono ceramica artistica e artigianale seguendo un determinato protocollo e disciplinare, quindi una produzione di tradizione artigianale che segue delle precise fasi. Buongiorno Ceramica è la festa della ceramica italiana e a Grottaglie sarà la festa della ceramica grottagliese. In questi 2 giorni, sabato e domenica, lo storico quartiere delle ceramiche si animerà di tante iniziative, partendo dai laboratori che faranno vedere le fasi di dimostrazione al tornio, le fasi di lavorazione e di decorazione. Saranno protagonisti i nostri ceramisti. Ricordiamo che a Grottaglie ci sono circa 60 botteghe ceramiche ancora attive, tutte nel quartiere delle ceramiche, che è un unicum a livello paesaggistico, perché è la Gravina San Giorgio che attraversa il paese e in queste grotte, in queste cavità sono nate nei secoli le botteghe ceramiche che ancora sono attive. Ci saranno dunque tutti questi laboratori curati dagli stessi ceramisti che hanno aderito all'iniziativa e poi ci saranno anche altre attività dedicate alle famiglie e ai bambini, per esempio spettacoli, giochi di una volta, tradizioni in collaborazione con alcune associazioni, tra queste Grott Art. E ricordiamo anche la collaborazione di un'altra associazione, l'associazione Ex Frantoio, che invece dislocherà alcuni laboratori nell'antico convento dei Cappuccini, un altro luogo simbolico e storico di Grottaglie, situato alle porte del paese, vicino ad un'altra gravina, all'interno anzi di un'altra gravina. Altri appuntamenti importanti sono curati dagli operatori museali di Imago, a cui abbiamo affidato i servizi turistici e museali del Castello Episcopio. Li voglio menzionare perché sabato 17 ci sarà la Notte Bianca della Ceramica, la Notte dei Musei della Ceramica. Fino alle ore 22 ci sarà questa apertura straordinaria del Museo della Ceramica di Grottaglie, situato all'interno del Castello Episcopio, e ci sarà anche un ingresso speciale proprio per poter ammirare tutto il percorso della storia della ceramica di Grottaglie dall'epoca messapica, siamo nel VI-VII secolo a.C., ad oggi, alla ceramica contemporanea. E poi ci saranno visite guidate e dimostrazioni al tornio all'interno del castello con il ceramista Francesco Carriero, sia sabato che domenica. Il programma lo trovate sul nostro sito internet, ma anche su la comunicazione che stiamo facendo ad ampio raggio in tutta la Puglia, sia per quanto riguarda manifesti, cartellonistica, che anche appunto nelle occasioni come questa di Radio Cittadella, per poter approfondire tutte le iniziative. E infine ricordo sabato 17 maggio alle 18:30 anche un appuntamento di approfondimento culturale con Miti d'Argilla, il viaggio di Ulisse, incontro con Domenico Pinto, uno dei maestri ceramisti padri della ceramica di Grottaglie, con un suo particolare originale stile che ha raccontato il mito di Ulisse dell'Odissea, e ha anche pubblicato un libro su questo percorso artistico. Ne parleremo insieme appunto sabato 17 maggio. Ricordo ancora che tutta l'iniziativa è promossa dal Comune di Grottaglie, dall'amministrazione comunale, è curata dal mio assessorato, dall'assessorato da me guidato, ma anche dall'assessorato alle attività produttive della collega Maria Anastasia, quindi in sinergia, e ovviamente dal nostro sindaco Ciro Dalò, che guida il nostro comune.
Benissimo, benissimo. Io sono contenta anche perché leggo qui domenica alle 18 ci sarà questa animazione itinerante musicale con 2 spettacoli, sempre nel quartiere delle Ceramiche, a cura del Circo Teatro Viaggiante Pachamama. Insomma, è bello, tutto uno spettacolo. Tra le altre cose, leggo qui, Raffaella, che l'ingresso al Museo della Ceramica ha, diciamo che, dov'era che... sì, al Museo della Ceramica, nella fascia straordinaria, quella notte dei musei della ceramica, c'è un ingresso veramente simbolico che è €1, quindi dalle 18:30 alle 22 si può visitare tutto. Io ti ringrazio per essere stata mia ospite e per aver raccontato tutte queste bellezze che saranno viste e sarà possibile vedere il 17 e 18 maggio a Grottaglie con Buongiorno Ceramica. Grazie Raffaella Capriglia, a presto. Grazie Annette, grazie a voi di Radio Cittadella. Permettimi di ringraziare tutti i ceramisti di Grottaglie con i quali c'è stato un confronto per organizzare queste iniziative, sono state condivise e che saranno i protagonisti quel giorno con tutti questi laboratori nelle botteghe, ma anche proprio per le strade che saranno chiuse al traffico in quei 2 giorni proprio per permettere questa grande festa. Grazie Raffaella, a presto, buona giornata e buon lavoro.